Guidava parlando al telefono, senza patente né assicurazione. La domenica mattina si è trasformata in un incubo per un 58enne residente a Spinea che ora dovrà pagare 7.961 euro di multa. Il controllo della polizia locale è scattato a Marghera durante la gestione della circolazione della Venice Marathon, all'intersezione tra via Paolucci e piazzale Giovannacci. Gli operatori hanno notato l'auto con a bordo il 58enne che tentava di fare inversione a U parlando animatamente al telefono, tanto da non riuscire nella manovra. Visto l'intralcio al traffico, dunque, si sono avvicinati, ma il 58enne ha fatto loro cenno di attendere la conclusione della telefonata. Alla richiesta dei documenti, poi, lui ha dichiarato di non avere la patente perché revocata nel 2005 e di aver preso l'auto della moglie pur sapendola sprovvista di copertura assicurativa verso terzi, per raggiungere con urgenza Venezia a prendere il figlio che, non sapendo ci fosse la maratona, non riusciva a tornare a casa. Inevitabile a quel punto la sanzione, mentre l'auto è stata sequestrata e affidata al custode acquirente che l'ha prelevata e trasportata in una sede in zona San Giuliano.